Per una banda sgominata dalla vasta operazione condotta dalla polizia tra Veneto e Campania, un'altra torna in azione a Padova. Il colpo ai danni di un'anziana di 74 anni è stato messo a segno mercoledì, quando la donna, che vive nel quartiere della Guizza, è stata raggiunta al telefono da un uomo che si è presentato come un finto maresciallo. Sua figlia ha causato un incidente, le serve subito il pagamento di una cauzione. Non si preoccupi, ci pensiamo noi, mando qualcuno ad aiutarla a raccimolare la somma. Neppure il tempo di mettere giù la cornetta che alla casa della vittima si è presentato un uomo che ha raccolto il denaro che c'era in casa, 350 euro, e tutti i gioielli per un valore di circa 25.000 euro. Appena l'uomo è uscito di casa, la donna ha capito cosa le era accaduto e senza timori ha chiamato la polizia. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato un uomo che corrispondeva alla descrizione in stazione a Padova, dove aveva già in tasca un biglietto per Napoli. L'uomo è stato arrestato, 35 anni precedenti per rapina aggravata, furto e per una tentata truffa commessa a Treviso lo scorso 1° dicembre. Al termine del giudizio per direttissima, per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il denaro contante e i gioielli sono stati restituiti alla vittima.